Palpabile anche oggi al comunale di Sona sotto un po' di pioggia. Chievo Vigasio, 32esima giornata, un saluto da Matteo Fezzi. L'arbitro guarda il cronometro e si aprono le danze, è cominciata Chievo Verona Vigasio. Fischio dell'arbitro. Pauligno tocca corto per Trillò, il mancino in porta, leggermente fuori. Pallone adesso di Trillò in area di rigore, Businarolo lo lascia lì e poi non ci crede il Chievo perché poteva essere una posizione davvero ghiotta per metterla in porta. Tra le linee Zudas protegge con il corpo, poi va con il sinistro, fuori di poco. Colferai con il attacco, Zudas, anzi è De Cerchio che va con il destro a giro, si gira e punta vis-à-vis la difesa del Vigasio. Il pallone dentro di nuovo, Colferai con il giro, c'è però fuori gioco. Qui forse c'è il fallo su Pauligno e poi la conclusione di Moras alquanto rivedibile. Il tocco molto buono da parte di Zudas, la velocità di De Cerchio, servito da Colferai, adesso De Cerchio, punta l'area di rigore, De Cerchio! Fuori di pochissimo! Punta l'area, prova a rientrare sul destro, è murato in mezzo a due, Moras in due tempi Tosì. Non eccezionale il suo, ma il campo certamente non l'aiuta. Trillò, il pallone in area di rigore, Colferai devia! E poi Ruffato arriva un po' dopo. Il 3 del Vigasio, Fanini, si gira col mancino, va ad aprire il cross basso dentro, Bunafà deviato! E il pallone termina fuori, è calcio d'angolo, che occasione per gli ospiti. Viene in mezzo al campo, poi va centralmente da Fanini, che apre male Ruffato con il petto, non controlla bene, ancora Fanini, botta dalla distanza, fuori. E continua la sua offensiva, prova a rientrare, pallone agganciato da Monzo che conclude alto. Cross in area di rigore, Orfeini la sblocca nella finale il Vigasio e decide probabilmente il derby. Colpo di testa di Orfeini, difesa ferma. È finita, vince il Vigasio e porta a casa il derby con un gol di fatto ad 1 minuto dalla fine.